È in atto uno sgombero della palazzina di via Calatabiano numero 49, che da circa 10 anni è abitata da famiglie che non avevano dove andare ad abitare. Voglio sottolineare un fatto che quando al momento dell'occupazione questo edificio era abbandonato a se stesso. C'è una situazione che è molto amplificata, perché non si tratta di uno sfratto, perché noi abbiamo fatto tanti di blocchi di sfratto, perché noi li facciamo i blocchi di sfratto e ci prendiamo anche quando è necessario, virgolette, anche le manganellate, però questo è una vera e propria azione militare, cioè, inutile nascondersi, se c'è il comune dietro questa operazione, non l'operazione di polizia, l'operazione che c'è il trasferimento in corso di questi abitanti in altre località, in altri edifici, allora era tutto, possibilmente si poteva fare senza bisogno di farlo con questo modo coatto e militarizzato.